Eder. Mech. Pallister. Le indagini sul caso della morte di Liliana Resinovic stanno andando avanti. 25 i punti su cui far luce, come disposto dal giudice, e sui quali tentare di trovare nuovi elementi utili alla soluzione di uno dei gialli italiani. Sebbene il lavoro degli investigatori stia andando avanti, alcuni passaggi dell'indagine lasciano ancora dubbi e perplessità. Quando Liliana si allontana da casa, lo fa seguendo via San Cilino e giungendo nella piazza del Rione di San Giovanni. Nel fascicolo si legge che la richiesta delle telecamere dei mezzi del trasporto pubblico viene fatta per le linee 6, 9, 10, 17, 17 Barrato e 51. Tuttavia, manca la linea 12, che avrebbe potuto fornire maggiori elementi ai fini dell'indagine. Nell'immagine conservata nel faldone che ritrae Liliana in piazzale Gioberti, si nota la Resinovic provenire da una traiettoria che passa non distante dalla linea 12. Per quale motivo non è stata richiesta o inserita nella lista trascritta e inserita nel faldone? Gli investigatori stanno ancora lavorando per far luce su questo mistero, ma per ora le risposte rimangono ancora elusive. Quando si tratta di trovare le immagini del vicolo dei roveri, poiché in quella zona non ci sono, si richiedono quelle del muro perimetrale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Via Giulia, che si trova a circa mezzo chilometro di distanza dal luogo della testimonianza. Le immagini sono quelle delle prime ore del 5 gennaio, poiché la traccia precedente è stata già cancellata per superamento del limite temporale. Nel faldone si legge poi che le immagini della linea 12 vengono prese in esame solo per il periodo dal 31 dicembre al 5 gennaio, ma non restituiscono elementi utili all'indagine. Dalle spese fatte da Liliana, utilizzando una cosiddetta PostePay, emerge che era solita prelevare cifre tra i 400 e i 1000 euro, più un pagamento di 500 euro al Casino Astraea di Lippica. Questi pagamenti lasciano spazio alle domande su se siano o meno collegati con una strisciata slovena. Dal circo mediatico salta fuori una relazione su alcune sostanze che svaniscono in un arco breve di tempo, inviata il 3 novembre 2022 al capo della procura giuliana. Ma nel faldone non sembra esserci traccia di un eventuale approfondimento sul tema. L'11 aprile 2022 una tale MCV invia un messaggio alla RAI, affermando di sapere chi ha ucciso Liliana, ma non sapendo a chi dirlo. Nel faldone, oltre al messaggio, non sembra esserci nient'altro. Anche un biglietto ritrovato nel settembre 2022 non fornisce elementi utili, poiché le telecamere non sono riuscite a fornire nessun elemento utile. Inoltre, non si sa ancora chi siano gli amici in Bosnia da cui Liliana e Sebastiano sono andati in qualche occasione e il soggiorno presso l'Hotel Greyhound di Sezzana, che la coppia aveva programmato per il loro quarantennale anniversario. Infine, la parte documentale della prefettura rivela che il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse sarebbe stato attivato il 14 dicembre. Ma non è chiaro se sia stato attivato un'emergenza per quello che era stato definito un allontanamento volontario. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.